Pietro Mereu sta arrivando. Oh, eccolo qua. Allora, questa è la tua macchina da prese. A me fa ridere perché non potrebbe essere diverso. Io sono di Taranto comunque. Sei di Taranto, certamente. Disoccupato in affitto, vieni, siediti, se vuoi liberarti di questa cosa la mettiamo vicino a Stefania così comincia a sentire la puzza della disoccupazione. Così capisce anche lei che cosa significa. Adesso essere così disoccupato. capisce. No, ma la indosserei La puoi mettere proprio sì. addosso, attenta a non sganciarti troppi fili. Allora, io ti ho incontrato prima, non facciamo finta come quelli delle trasmissioni televisive che non abbiamo chiacchierato. Abbiamo chiacchierato, ma ha incuriosito non poco la tua storia. Quindi, dato che è perfetta, per puro caso, perché in mano agli autori queste cose succedono solo per puro caso, è perfetta la tua presenza qui oggi, perché lui ha reagito di impulso, in una maniera assurda, con un'idea semplice, che è uno strillo muto alla disoccupazione. Adesso io, regalandovi questo straordinario cambio di fuoco da parte dei nostri operatori e dei nostri registi, che neanche Otto von Preminger da piccolo riusciva a farlo, volevo dire, vuoi raccontarci esattamente che cosa il tuo cervello ti ha suggerito di fare quando non ce l'hai fatta più? Ma diciamo che io vivevo a Roma da circa 3 anni. L'ultimo lavoro che ho fatto lavoravo in una casa di distribuzione cinematografica. La vogliamo dire? No. Hai paura? No, non è che c'ho Se paura. poi te le dico cioè, tutte finché non ne troviamo una giusta. Non mi sembra No, giusto. va No, bene. era piccola comunque. Era piccoletta. Era piccolina, tranquilla. E comunque mi sono trovato senza lavoro e allora sono andato da questo altro mio amico che si chiama Luca Merloni, che anche lui lavorava in televisione, anche lui non lavorava più. Gli ho detto, senti, io mi metto in vendita in un negozio di mio amico. Cioè lui ti ha detto io mi metto in vendita? No, io gli ho detto, io mi metto in vendita, perché io sono andato da lui, come dire, cosa facciamo per questa situazione. Poi ci abbiamo riflettuto insieme e abbiamo deciso, vista la storia di David Rowe, quell'inglese che si era messo a cercare lavoro a Times Square, mi sembra che fosse, e allora ho detto, faccio questa roba qui. E l'hai fatto? Sì, l'ho fatto, ho girato tutta l'Italia. Con quello lì? No? Sì, uno simile. Vedi? Stanno partendo... Quello è il blog. Stanno partendo le informazioni perché alla fine noi abbiamo invitato Ersor Mereu a raccontarcela, ma questo è stato un caso mediatico, diciamo, non indifferente, quindi se ne è già parlato molto, però a quest'ora è per gli ascoltatori che abbiamo noi, vedi? Quello è a Milano. Attraversare la strada con un sandwich del genere. No, girare tipo il quartiere sanità Napoli. Che t'hanno detto la sanità? Vammo bucchino, Beh, è vero comunque. Sempre un po' chiusi di carattere i miei concittadini. Però devo dire che... C'è un napoletano al telefono, tra l'altro. Adesso lo chiamiamo subito. Devo dire che comunque la cosa che ho scoperto è che l'Italia... Cioè, una cosa che ho capito è che l'Italia del Sud... Io le città del sud che ho fatto, possiamo dire, sono Lecce e Napoli, sono più abituate alla disoccupazione, mentre il nord, quando mi vedevano col cartello, si inquietavano, dicevano cosa sta succedendo? Se un milanese pensa Milano di perdere il suo città... posto di lavoro, è capace che domani torna con i capelli ricci, anzi lisci nel tuo caso.